Gentile pubblico della Voce della Valle, ben rientrati. Oggi parleremo della Valle del Brenta. Insomma, è stata un'occasione nelle puntate scorse per capire esattamente il trend e il taglio di questa trasmissione, che prende in pratica ispirazione dal lontano 2003, quando per tanti anni abbiamo raccontato questa valle, che non è tanto differente da tante altre valli che ci possono essere in Italia, ma soprattutto ha un fascino particolare. Oggi abbiamo il presidente dell'Unione Val Brenta, intanto lo ringrazio, grazie Luca Ferrazzoli. Allora, Unione Montana Val Brenta è cambiata da comunità. Mi piace questa cosa qua, perché Unione mi dà il senso di partecipazione. Io vorrei staccarci un attimo dai titoli, decliniamo le nostre, diciamo il nostro mestiere, io come cronista e lei come presidente, io come alunno e lei forse come professore, quindi io chiedo anche ai telespettatori di tutta Italia, perché quello che parliamo è una parte che comprende tutta Italia, carta e penna come si usava una volta i ragazzi delle elementari e delle medie, e imparare di questo canyon che tanto ha saputo raccontare da Bassano a Primolano. Ci fermiamo a Primolano perché lì c'era l'avamposto austriaco, se parliamo di Austria. È vero o non è vero? Certo, è assolutamente vero. Io la ringrazio tanto per l'invito e la ringrazio anche per i temi, perché si tocca veramente il territorio. Assolutamente, bisogna toccare il territorio, perché se non... Io ho visto alcune interviste, e mi consenta questa piccola critica, che si tende sempre a dividere anziché unire, nel senso, io so che voi avete anche fatto una cosa stupenda, avete ospitato gli extracomunitari, poi chiaramente alcuni possono anche avere la libertà di andare altrove oppure di non andare altrove. A me quello che è toccato in maniera particolare è stato, grazie a questo impegno, una famiglia, hanno partorito la sera, hanno partorito la signora, un bambino. Io credo che questo dia la cifra dell'accoglienza. Non occorre essere uno contro l'altro, basta avere un po' di buonsenso, o sbaglio? Sì, assolutamente, e soprattutto fatto come ci viene indicato anche nei rapporti con la Chiesa, con le parrocchie, perché credo che questa sia un tema, sia una situazione che deve affrontare la società, non si può fuggire. Ovviamente dobbiamo dire la verità, perché non tutto va sempre bene, l'integrazione è una pratica, è un oggetto che va gestito con dimestichezza e questo non è sempre facile, però le modalità dell'accoglienza diffusa fino ad oggi hanno dato dei segnali importanti, nel senso che non abbiamo creato nessuna tensione con i residenti, abbiamo accolto, abbiamo visto anche nascere su delle comunità come le nostre che vedono veramente un calo demografico spaventoso sotto certi aspetti, e quindi queste nuove vite depongono, diciamo, a nostro favore. C'è un tema che è quello dell'integrazione del lavoro, che è un tema importante, però abbiamo dato un buon esempio cercando di vigilare ogni giorno affinché questa cosa prosegua in questo modo. Lei in alcuni interventi parla sempre che questa è terra di migranti, quindi non bisogna avere la memoria corta. Noi nella prima puntata abbiamo parlato di guerra, quindi anche là dopo l'esodo chiaramente della povera gente che andava a cercare fortuna o perlomeno andava a cercare un tozzo di pane altrove perché qua non lo trovava, quindi questa sensibilità è di questa valle e soprattutto di coloro che non se lo sono dimenticati. Mi fa specie sentire tante critiche sotto questo aspetto, c'è una bella novella come questa di questa signora senegalese, se non sbaglio, che ha partorito un bambino che stride in maniera positiva con i barconi, con questa povera gente che sta morendo. Qua lo so benissimo che si rischia che se uno parla di cristianità o di buoni costumi o di buone usanze passi per pirla, però oggi c'è da tirare fuori le palle in questo. Sì, credo di sì. A me, diciamo, fa specie un aneddoto particolare. Il comune di Cismon del Grappa, di cui io sono sindaco, è gemellato con Giare in Sicilia. Pensi che i nostri concittadini proprio durante la prima guerra mondiale sono dovuti emigrare, fuggire con il profugato e sono stati respinti da tutta Italia e poi accolti per ultimi dalla Sicilia. Proprio l'anno scorso io sono stato ospite del comune di Giare per festeggiare i 200 anni di questa comunità e nel mio discorso ho sottolineato proprio da questo punto di vista la grandezza della Sicilia, perché come sta accogliendo adesso i migranti l'ha fatto allora con noi, e io questo lo dico sempre ai miei concittadini: noi non possiamo essere superficiali, i valori o ci sono o non ci sono, quindi non possiamo essere ospiti a Giare e ringraziarli perché ci hanno accolto, certo, e quando torniamo a Cismon dimenticarci di quello che è stato. Ovviamente
sul tema ci sono varie criticità, quindi se poi lo portiamo su scala più ampia è evidente che l'Europa non può contenere l'Africa, però a noi sindaci non è chiesto questo, a noi sindaci è chiesto di dare una mano, quindi di fare dell'accoglienza diffusa. Io dico che se tutti l'avessero fatta avremmo evitato anche certe situazioni spiacevoli che hanno toccato alcuni comuni in cui hanno visto diciamo, una concentrazione evidente di persone che hanno creato anche delle difficoltà, ma credo che questo sia normale. Ma partiamo proprio con le aste, come si faceva una volta, perché credo che poi dopo riusciamo anche a sviluppare dei ragionamenti che possono essere comprensibili anche per le persone che ci seguono da casa. Professore, non presidente, oggi professore, voglio fare proprio come fosse una aula scolastica. Ma, dottor Luca Ferrazzoli, lei parla di storia e si parla di tradizioni, si parla della lingua della Val Brenta che in qualche maniera sta spopolando. Vorrei fare un inciso. L'importante è non far mercimonio con gli extracomunitari, perché passa questo messaggio, prendono loro 35 euro al giorno, che non è vero, no. Lo prendono chi ospita, quindi questo è molto importante. Come chi ospita deve avere quel cuore buono, quel cuore onesto, da dargli anche loro la dignità per poterli reinserire. Secondo lei da adesso per 20 anni, perché stiamo subendo uno spopolamento, a me viene in mente Rivalta, mi viene in mente anche Primolano, Cismon, potrebbero essere una ricchezza se ben reintrodotti in una comunità, e soprattutto lei è lungimirante facendo capire l'importanza delle tradizioni venete, perché io sono nato a Torino ma i miei arrivavano dalla Puglia, ma chiaro che dopo 2 generazioni si è torinesi, e anche qua la stessa cosa, copia e incolla. Certo, assolutamente, e credo che questa sia l'impostazione giusta. Dopodiché dobbiamo anche rilevare che le nostre sono delle comunità molto particolari, nel senso che io credo che ad esempio nel comune di Cismon la percentuale non vada oltre attualmente il 6%. Tra l'altro con la crisi economica è vero che c'è tutto questo allarme legato agli extracomunitari, ma dobbiamo segnalare che tutti gli extracomunitari che sono diventati sedentari perché hanno trovato lavoro da noi si stanno spostando verso il nord Europa. Noi abbiamo delle persone addirittura che hanno contratti a tempo indeterminato, entrambi i coniugi, e comunque migrano verso la Germania, verso la Svizzera, soprattutto quella che è stata la prima ondata migratoria che si è poi ben inserita, che sono stati gli albanesi, gli slavi, eccetera. Quindi questo va segnalato anche all'interno delle case ATER, non solo del comune di Cismon, ma di tutta la provincia di Vicenza, c'è un segnale in questa direzione. Allora io credo che non bisogna mai snaturare la propria natura, certo. Quindi sia importante che le persone si sentano accolte, ma soprattutto, e lo dico diciamo volendo toccare destra e sinistra, anche a quella parte di sinistra che sembra voler accogliere senza regole, che non è questo il messaggio, cioè certo. Noi non dobbiamo dire di no a priori, ma chi viene qua deve capire che ci sono delle regole che devono essere rispettate, perché se c'è una questione morale di legalità deve valere per tutti, per zingari, per extracomunitari, per chiunque occupi i nostri paesi o venga ospite da noi. Mi consenta solo di raccontarle un aneddoto, perché mi è successo ieri, proprio una di queste famiglie con 2 genitori, un bambino di 6 anni, origine marocchina, genitori entrambi marocchini. Uno lavora la mamma lavora in Fungaia Cismon, quindi a 2 passi da casa, il papà a Bassano. Hanno un'abitazione in affitto e lamentano che c'è troppa umidità. Cercano una soluzione alternativa ma non la trovano. Gli uffici mi dicono: guardi che la signora ha deciso di spostarsi in Belgio. Ieri sera è venuta a cercarmi per far sì che io andassi a visitare questa casa e le dessi una mano a trovare un'abitazione alternativa. E mi fa: sindaco, sa perché io sono qua? Perché mio figlio, che è marocchino, quando abbiamo detto, come noi ovviamente, quando abbiamo detto che noi andiamo in Belgio, gli ha detto: mamma, io sono nato qua e voglio morire qua. Ecco, di fronte a queste cose che ti lasciano, ti fanno venire la pelle d'oca, perché spesso abbiamo italiani, leggevo oggi dopo
dopo la vittoria di Ranieri con Leicester, che diceva 2 inglesi fanno un popolo, 56 milioni di italiani non fanno l'Italia. Io credo che noi dobbiamo amarci di più, e quindi non è tanto dove si è nati o che etnia si ha, è il senso di appartenenza a una comunità, e noi questo possiamo svilupparlo solo se abbiamo dei valori certi, e quindi far sì che le persone che vengono da noi sappiano che ci sono delle regole, condividano dei valori, ma nel momento in cui sono all'interno del nostro territorio abbiano la possibilità di sentirsi parte di esso. Ha toccato un tasto molto molto importante, che comunque dà poi dopo diritto agli scellerati che vogliono fare malinformazione sempre a etichettarti con quello che vuole aprire le frontiere, vuole portare qua gli zingari, vuole portare qua i delinquenti. Allora, cominciamo a pensare che questo è un discorso che fila in maniera precisa, perché anche l'esempio che ho fatto di questo ragazzo marocchino credo che sia, insomma, è esplicito ed è lapalissiano. È un po' come me, sono nato a Torino, guai a me, io ero torinese, quindi anche questo retaggio che abbiamo è molto molto sbagliato. Chi è, professori, luminari, lungimiranti hanno capito che l'extracomunitario bisogna saperlo trattare, tra virgolette, perdonatemi questa parola, trattare, accogliere, educare se siamo forti. Perché io credo, se noi siamo deboli non possiamo educare nessuno. Un genitore debole ha i figli che fanno le cagate, punto. Quindi uno Stato forte riuscirebbe anche, e potrebbe essere una risorsa, perché se il nostro popolo sta invecchiando è un po' come quello che è il campanellino d'allarme, e qua mi ricollego alla bellezza di questa trasmissione che vuole denunciare qualcosa che potrebbe arrivare fra 20-30 anni. Cismon, Primolano, certe parti della valle lo hanno già subito, quindi sono delle campanelle, sono la riserva della macchina. Vogliamo sprecarci in questo? Sì, assolutamente, anche perché io credo che proprio se noi diciamo, facciamo dei paragoni con città molto più importanti, soprattutto estere, c'è tutta una valutazione su quella che è la ruralità. Dobbiamo capire, l'Italia deve chiedersi se le persone debbano necessariamente solamente vivere all'interno di agglomerati urbani, che però abbiamo visto consumano territorio, consumano energie in quantità spesso superiori alle capacità di produzione, e poi abbiamo visto che ci sono dei costi nell'abbandono del territorio. Ecco che quindi, soprattutto in una fase in cui mi spiace fare riferimento sempre a destra e a sinistra, ma lo dico perché rispetto al passato magari c'era un tema ambientale che era più di sinistra e un tema produttivo che era più di destra. Ormai sappiamo tutti che le due cose sono messe, cioè ci sarà uno sviluppo se ci sarà un'industria ecosostenibile. Logico. E quindi anche le nostre aree, le aree della ruralità abbinate ad uno sviluppo tecnologico importante che ci dovrà essere, quindi con cittadini sempre più attivi che possano avere dei servizi a casa, e quindi in particolare la dematerializzazione della pubblica amministrazione, ecco che i punti di lontananza dal centro possono essere meno importanti, potendo godere di paesaggi, di tranquillità che magari non sempre in città c'è. Ecco, lei dalle sue parole ho percepito che teme l'arrivo di extracomunitari che potrebbero comunque rimanere là in maniera definitiva, che poi prendono e vanno via. Lei ha a cuore che rimangano, mi pare di aver capito. Sì, io voglio dire, cerco sempre sia nell'assegnazione delle case ATER, nel rispetto delle commissioni, nella possibilità che questi abbiano delle abitazioni, soprattutto se si comportano bene, se sono integrati. Vede, io racconto un aneddoto anche quando c'è stata l'ondata migratoria, perché poi nei piccoli paesi il sindaco la politica la fa nei bar, ad esempio. Noi abbiamo delle bariste bellissime che sono kosovare, parlano il dialetto veneto e sono state tra le prime migranti della migrazione quando c'è stata... Degli anni 90, 80... E quando il sindaco è uscito sulla stampa che noi accoglievamo gli extracomunitari, ovviamente a me piace essere sul territorio, andare a prendere le parole, e si fa il giro di tutte le osterie per metterci la faccia. E io vedevo che anche chi magari non la vede come me politicamente, ma magari mi ha votato e mi stima personalmente, che mi ha affrontato faccia a faccia dicendo: io su questo non ti voterò più. Io l'ho apprezzato per quello che mi ha detto, ma nel momento in cui poi, diciamo, si è andati un po' oltre, perché sull'onda delle emozioni, ovviamente offese contro gli extracomunitari, in particolare i profughi,
vedere gli occhi di queste ragazze dietro il banco che ci davano da bere e questi non capivano che erano profughe anche loro, ti dà il peso che spesso la gente non è sul pezzo. Quindi io dico, stiamo attenti, giudichiamo le persone se sono per bene o non sono per bene, però sulla pelle, sulla razza, io starei un po' più tranquillo, insomma. Io dico che siamo ricchi di pregiudizi, un po' di pubblicità e poi rientriamo. L'Hotel à la Corte è situato in un borgo ai piedi delle colline bassanesi, a 2 passi dallo storico Ponte degli Alpini. L'Hotel à la Corte dispone di 32 camere di categoria superior, finemente arredate e attrezzate con i comfort più moderni, dotato di rete Wi-Fi, disponibile gratuitamente in tutta la struttura. I nostri ospiti troveranno un ambiente accogliente e ideale per buffet, cerimonie, banchetti, incontri aziendali e appuntamenti d'affari. Inoltre la struttura è fornita di ampio parcheggio custodito la notte. La nostra struttura vanta il servizio Bike Hotel per un noleggio e custodia biciclette, spazio per lavaggio e officina. All'Hotel à la Corte sono annessi un ristorante e una pizzeria. Per gustare i nostri prodotti potrete scegliere diverse sistemazioni, fra cui una fresca terrazza estiva. Hotel à la Corte. Epoca, prodotti certificati per la casa, l'industria, il giardinaggio e l'agricoltura. Epoca, diamo vita alla tua vita. È un percorso cicloturistico che dalla Baviera ti accompagna nella città più bella del mondo, Venezia. Troverai il Bici Grill ristorante Birreria Cornale, con specialità bavaresi e le favolose pizze anche con pasta integrale e lievito madre, accompagnate con l'ottima birra Augustine. Ristorante Birreria Bici Grill Cornale, a pochi chilometri da Bassano del Grappa. Ben entrati in studio, gentile pubblico di O Bianco o Nero, che sussiste la voce della valle. Io sono molto contento, Presidente, perché lei ha accettato di, tra virgolette, collaborare e dare una spinta a questa trasmissione, perché parla di una valle che è ricca di storia. Io prima le ho detto che la Valle del Brenta è un po' il serbatoio della riserva dell'Italia, perché in tanti anni di Val Brenta ho capito che i ricorsi storici non erano nient'altro che un copia e incolla prima di quello che è successo poi dopo nelle grandi città, e si respira anche il clima delle grandi città come Primolano, come Cismon. Ecco, abbiamo fatto un discorso per rendere appetibile questa terra e addirittura che potrebbero dare una mano in più coloro che vogliono stanziare qua definitivamente per aprire le scuole, perché anche il dramma degli italiani stessi che vivono in queste lande hanno difficoltà a portare i figli a scuola perché non c'è il numero legale, quindi le chiudono o diventano cattedrali nel deserto. Quindi un ragionamento qua va pur fatto in maniera forte, in maniera onesta. Poi se ci danno di quelli che vogliamo aprire le frontiere non è vero niente, perché la mamma degli imbecilli, io dico, è sempre incinta. Ma approfondire i discorsi e soprattutto ascoltare quando si parla sarebbe una ottima medicina. Sì, assolutamente, anche perché i dati sono, mi passi questo termine, spaventosi. Facciamo l'esempio, mio comune Cismon del Grappa, in tutta la scuola ci sono 18 bambini, quest'anno ce n'erano 0 in prima, 5 nel comune limitrofo di Vastagna e 9 in quello di San Nazario. Quindi noi stiamo cercando di accorpare tutto, ma oggi vengo da un pranzo sociale con il sindaco di Grigno e a mo' di battuta hanno fatto una scuola al confine di Primolano, sostanzialmente a 5 km, e loro stessi dice non è che potete pensare di portare i nostri bambini da noi, i vostri bambini da noi. E questo per dire che tutto il territorio, indipendentemente dall'autonomia, paga un prezzo sulla natalità, perché quello che non si vuol dire è che negli ultimi 20 anni la montagna è stata in larga parte abbandonata dalla politica. Allora o ci mettiamo in testa che
abitare in montagna costa di più e quindi ci vogliono delle regole totalmente diverse, perché quando in certe comunità, dico, voglio dire, nella strada che va da Primolano ad Enego, una signora tiene aperto un bar, pensare che quello faccia un'attività economica è fuori di ogni logica. È un servizio. È un servizio e andrebbe pagato. In quest'ottica diciamo che ci sono state anche alcune sentenze della Corte Costituzionale che sono andate in questa direzione, dicendo attenzione, puoi drogare il mercato con incentivi pubblici perché lì l'economia non regge. Però su questo dovremmo fare molto di più, dovremmo farlo anche soprattutto con regole diverse. Faccio l'esempio, leggevo nella questione che è la madre di tutte le battaglie, con la questione che riguarda il passaggio di Sappada in Friuli. Mi ha colpito molto un articolo del Corriere in cui si chiedeva alla titolare di un panificio perché voleva andare in Friuli, e questa diceva: perché voglio la macchina del caffè in negozio. Ma come, dicono, la macchina del caffè? Sì, perché secondo le norme previste dall'autonomia speciale del Friuli si può avere una macchina del caffè e quindi distribuire il caffè anche se si ha un panificio, pur non avendo un bagno. Questo può sembrare poco, ma è la dimostrazione che non è solo una questione di soldi, ma bisogna che ci siano delle regole che tengono conto delle difficoltà di un territorio. Applicabili. Mario Rigonister, che non era uno che si può dire tutto ma non che non avesse visioni, quando diceva io quella frase me la porterò finché campo, quando l'uomo abbandonerà le montagne, le radici insomma usciranno a Venezia, no? Credo che questo sia emblematico come slogan per dire facciamo un passo indietro, perché le montagne sì sono là ma scendono, e quindi noi dobbiamo aver cura del territorio e dobbiamo comunque sorvegliarlo, questo meraviglioso territorio. Sì, certo, ma non è una questione, diciamo, formale, ideale, è proprio la verità concreta, nel senso che il solo fatto che non si taglino i pascoli crea una superficie impermeabile e quando arriva l'acqua questa si catapulta a valle con velocità prima inimmaginabili. Quindi ci sono tutta una serie di situazioni. Terrazzamenti. Sbarrano anche il fuoco. Quindi che preludono a delle gravi calamità se non vengono manutenute. Allora rispetto a questo dobbiamo decidere se continuiamo a pagare delle imprese per fare queste cose, spesso i soldi non ci sono, o se convenga tenere le persone lì. E poi dopo i soldi bisogna pagarne il doppio e il triplo per rimettere a posto quello che è andato perduto, per cui voglio dire è un investimento sull'umanità. Bene, io sono un metropolitano e non riesco ad abbandonarmi dalla Valle del Brenta, lei lo sa da anni, io vivo e mi piace viverci perché trovo questi posti ideali, perché mi soddisfano, cioè, mi sento a posto, vivo nella natura, la mattina vedo degli alberi, vedo delle montagne e quindi non è proprio così sinistro come posto. Adesso vediamo che abbiamo visto anche le immagini. Partiamo da Bassano, abbiamo Povo del Grappa, Solagna, San Nazario, poi abbiamo Cismon e Primolano, da quest'altra parte abbiamo Campolongo, abbiamo Vastagna, per poi arrivare a Collicello. C'è tutta una storia, ma anche una logica vivibile. Sì, assolutamente, e sulla quale io credo si possa investire. E, ovviamente bisogna tenere conto delle prerogative di ogni territorio, però credo che questo noi lo stiamo facendo. Poi mi piace questo panorama che lei ha lanciato, perché il rafting, il progetto del treno a vapore, la ciclopista, il fatto di poter vedere questo canyon a velocità diverse ci fa provare emozioni diverse anche viaggiando nel tempo con la mente. Io la ringrazio, Presidente della comunità, io la chiamo comunità ma Unione dei Comuni della Valle del Brenta, abbiamo raccontato un pezzo di storia, spero che lei venga ancora perché dobbiamo parlare di questo canyon, dobbiamo parlare di questa valle, anche per ricordare alla gente che questo è un posto dove vale la pena viverci e quindi verremo anche volentieri a guardare tutte queste belle cose, rafting come la Vacca Mora, se mi pare che si chiama. Sì, ecco. Quindi sono tutti segnali della storia che ci interessa veramente sviluppare. E quindi noi la congediamo e gli diciamo buon lavoro e speriamo che questa unità sia di fatti veri e non a braccetto se mi dai questo voto o quel voto. La Valle del Brenta merita rispetto perché credo che abbia un valore enorme e si può creare una grande massa critica. La Valle del Brenta è importante come segnalibri. Sì. La lasciamo così, vero?
Io la ringrazio molto per l'occasione che mi è stata data, credo che adesso che siamo unione dobbiamo essere più comunità, e la ringrazio soprattutto perché spesso si parla della Valle del Brenta per gli episodi negativi, invece occasioni come queste che possono dimostrare all'esterno che ci sono tante cose positive è un'occasione che non possiamo perdere. L'abbiamo cambiato una volta tanti anni fa, il lessico della Valle del Brenta ci impegniamo a cambiarlo ancora, quindi a settimana prossima, grazie, buonanotte.